Non facevo tanto sport, ero sempre chiuso a casa, ma grazie al basket ho un'opportunità per cambiare la mia vita, Ti diverti quando giochi altro che. e vuoi vincere. Beh, l'importante è partecipare, ma per alcuni vincere. Nicola è il pivot del Baskin 6 cesti 9, Cecchino il suo soprannome, per la facilità con cui è in grado di andare a canestro. La prossima domenica Nicola assieme ai suoi compagni affronterà l'ultima giornata del campionato veneto. Si giocherà per l'intera mattinata nella palestra comunale di Nove e in Paio ci sarà l'accesso alle semifinali regionali. Tutti quanti possiamo ancora qualificarci, siamo 4 squadre, saranno decisive le ultime 3 partite di domenica dove chi vuole qualificarsi alle finali regionali dovrà vincere e non c'è altra soluzione. Perché poi si dice sì, è vero, ci si diverte, il basket è uno sport per tutti, però alla fine, voglio dire anche in questo caso, bene o male si cerca di fare un canestro più dell'avversario. Sì, è sport vero. Unica disciplina sportiva che mette in campo nella stessa squadra disabili e normodotati, maschi e femmine, il basket è una specialità in forte crescita. L'anno scorso a quest'ora avevamo una quindicina di ragazzi che partecipavano, che erano iscritti alla squadra. Adesso siamo arrivati a quasi 50 ragazzi con una soddisfazione immensa. Numeri e risultati positivi importanti, quelli del 6 cesti, che quest'estate avrà anche la possibilità di vivere la sua prima esperienza internazionale. Abbiamo una trasferta in Lussemburgo il 30 giugno, 1 e 2 luglio. Andremo a rappresentare l'Italia come unica squadra veneta e saremo noi come 6 cesti Baskin.